Adagiata fra l'Appennino Ligure e il mare, in una insenatura della Riviera di Ponente, ecco Savona. È una città pittoresca, dove le immagini antiche si fondono e si sovrappongono con le più moderne, quasi a testimoniare la di una storia illustre, fatta di fortune nel commercio e nell'industria, e dominata sempre da un grande protagonista, il porto. Fra le calate e la costa di nord-ovest, dove si apriva il porto, interrato 4 secoli fa dai rivali genovesi, si trova oggi la Darsena vecchia. Nella parte moderna, invece, la Darsena nuova, dove sono situati gli impianti di una delle più importanti industrie locali, il cantiere delle demolizioni navali. Navi di ogni nazionalità finiscono qui i loro giorni, scardinate da quegli stessi strumenti che un tempo diedero loro forma e funzionalità. Le pesanti lamiere, strappate dal corpo della nave, danno un quadro sinistro, come di un atto ingiusto, cui l'organismo d'acciaio non può reagire. Dalle strutture metalliche, al materiale di legno, alle parti dei motori, fino a quelle che furono un giorno le confortevoli attrezzature della nave, il materiale recuperato viene raccolto per essere selezionato e più tardi avviato alle diverse industrie. E sono le grandi industrie del Piemonte che attingono qui, in quello che considerano il loro porto, le energie più preziose. Energie che passano per le mani mostruose della gru, la più caratteristica figura del porto, e che da essa vengono divise e convogliate con infallibile precisione. Qui l'elemento dominante è il carbone, una merce ricca quanto voluminosa, la cui presenza sulle banchine o nei depositi non può essere a lungo sopportata dal porto, che ha continuamente bisogno di spazio per mantenere il ritmo e la continuità del lavoro. La capace penna estrae dalla stiva buia della carboniera il carico prezioso e lentamente, come per contraddire il più veloce ritmo dell'attività portuale, lo conduce lungo le complicate strutture del pontile di tiraggio. Lo abbandona nelle tramogge, sotto le quali, sospinti dalla ruota motrice, passeranno i carrelli della teleferica per prenderlo e portarlo ancora lontano. Uno a uno, i vagonetti sfilano in lenta processione sotto gli enormi imbuti che l'uomo, con mano sicura, apre di volta in volta, facendo precipitare il carbone. La teleferica lo porterà nella seconda parte del suo viaggio, oltre il clamore meccanico del porto. Come per un breve illusorio destino, il carbone torna una volta ancora nel sole, sopra un paesaggio acceso dai colori più vividi, che sembrano composti sulla tavolozza di Cézanne. È una grande gru, con uno sbraccio di 20 chilometri, ebbe a dire di questa funivia un noto ingegnere. Ed è vero, una grande gru che raccoglie il carbone a Savona e lo trasporta sopra strade, case e boschi, oltre l'Appennino, fino ai margini della pianura padana, dove il grande deposito di San Giuseppe di Cairo l'accoglierà nei suoi capaci spiazzi.
Con questa imponente costruzione, Savona ha vantaggiosamente risolto l'inconveniente della povertà di spazio, comune a tutti i porti liguri. Ciminiere altissime, fumo, nuovo clamore meccanico. Ecco nel grande bacino della Bormida il deposito che aspetta il carbone. I carrelli compiono una voluta ampia che sembra essere l'addio del nero minerale alla grezza del cielo, prima che la morsa d'acciaio degli ingranaggi lo riafferri per scaricarlo nella promiscuità del deposito. Ogni cosa qui pare essere di carbone, in questo enorme complesso capace di contenerne fino a 400.000 tonnellate. Il singolare battesimo che saluta il carbone quando parte da San Giuseppe di Cairo servirà a controllare che il minerale non sia stato manomesso durante il viaggio. Il suo ultimo viaggio, verso le fabbriche che lo tramuteranno in... Così lascia il deposito del porto di Savona. Un deposito portuale stranamente lontano dal mare e al quale lo lega il braccio di una grande...